Allora, chi vende casa e compra casa oggi in Veneto, allora cosa si deve aspettare? Questa è una domanda, è una riflessione molto interessante. Credo che oggi chi si accinge ad acquistare una casa deve avere anche uno sguardo rivolto non soltanto alle esigenze del momento, è la mia casa, mi serve, ecco, ma anche debba guardare un po' al futuro. Noi sappiamo che è in essere una direttiva europea che già la parola stessa ci fa comprendere non è ancora una legge, ma è una direzione alla quale l'Europa ci sta portando e arriveremo a quello per il nostro proprio benessere. E questa direttiva europea ci sta indirizzando e obbligando in futuro prossimo a efficientare il nostro comparto immobiliare. La direttiva, così come proposta, obbliga tutti gli immobili ad avere minimo una classe energetica E entro il 2030, per poi passare a una classe D entro il 2033, poi per azzerare completamente le emissioni entro il 2050. Allora, è un obiettivo sicuramente essenziale per l'ambiente e per la nostra vita, anche se è un obiettivo molto così ambizioso e forse un po' difficile da raggiungere, perché si pensi che ci sono circa 26-27 milioni di immobili in Italia da efficientare in 10 anni, è un po' difficile da raggiungere, però l'obiettivo è giusto e quindi il cliente oggi che compra oggi casa in Veneto, pertanto, togliamo l'immobile nuovo, va bene, ma deve avere uno sguardo rivolto anche al futuro, cercando di capire che tipo di investimento sta facendo e cosa dovrà fare a breve termine per efficientare l'immobile secondo quello che sarà la direttiva europea. Quindi chi vende casa oggi procederà come sempre fatto, preoccupandosi che il suo immobile sia regolare dal punto di vista urbanistico soprattutto. E chi dovrà vendere casa però in un futuro prossimo, probabilmente man mano che ci avviciniamo al 2030, un immobile, se non è stato ristrutturato e efficientato, rischierà di subire un ribasso del suo valore. Quindi cosa dovrà fare? Il consiglio che noi diamo, potendolo fare, è di ristrutturare l'immobile prima di metterlo in vendita sul mercato.